Venerdì 12 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora con Luca fra poco leggeremo insieme i fatti più importanti dai quotidiani regionali prima e poi quelli nazionali, ma intanto ci sono un paio di notizie dell'ultima ora perché c'è un'operazione intanto dei finanzieri del Comando Provinciale di Catania che hanno sequestrato 40 milioni di beni in Italia ma anche in Romania, un patrimonio riconducibile a Fabio Lanzafame che in passato è stato collaboratore di giustizia e risultato su base indiziaria adesso vicino alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano che anche al clan Bonaccorsi, Cappello Bonaccorsi. I particolari chiaramente di questa operazione nei nostri prossimi telegiornali. Ma intanto sempre a Catania, non solo a Catania, c'è un'operazione dei carabinieri, l'indagine denominata Genos, ci sono diversi indagati, 45 per la precisione, e l'operazione non è soltanto sul territorio di Catania ma riguarda anche altre nazioni, tra queste anche il Regno Unito e la Germania. I soggetti che sono indagati risultano essere praticamente accusati di associazione per delinquere, violazione in materia di ricerche archeologiche e anche impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Di questa operazione sapremo certamente di più dopo la conferenza stampa che è stata convocata in mattinata in procura a Catania. Ma adesso invece veniamo alle altre notizie perché sono di ieri i dati davvero preoccupanti, anzi direi tragici, di quelli che sono gli incidenti sul lavoro in Sicilia. Vediamo questo servizio di Simona Mazzone. In Sicilia aumentano i morti sul lavoro rispetto allo scorso anno. Sono allarmanti i dati del rapporto annuale INAIL nell'isola. Un triste primato che nei primi 10 mesi di quest'anno ha fatto registrare 77 morti a fronte dei 71 dello stesso periodo del 2024. Se si parla di infortuni si registra un lieve aumento delle denunce presentate all'INAIL. Quelle riguardanti gli studenti in Sicilia sono invece in calo rispetto allo scorso anno. Andando ai settori più critici, se in agricoltura quelli denunciati diminuiscono, nell'industria e nei servizi c'è stato un aumento. Analizzando i dati per singolo settore, il maggior numero di eventi infortunistici si registra in sanità e assistenza sociale, segue il settore delle costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio e il settore trasporto e magazzinaggio. Quelle per malattia professionale sono aumentate di oltre 8 punti percentuali rispetto al 2024 e il 22% di quelle presentate in Sicilia riguardano la provincia di Messina. Poi ci sono gli infortuni in itinere, quelli cioè avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa, che secondo l'INAIL in Sicilia sono aumentati lievemente passando da 4.000 a 4.037. Infine le 3 province che al 31 ottobre hanno segnato il maggior numero di infortuni sono nell'ordine Catania, Palermo e Messina. Ci occuperemo di questo e non solo di questo nel corso della nostra mattinata, ma intanto vediamo come i giornali stamattina riportano questi dati. Un report che trova spazio, qua lo prendiamo dalla Sicilia, queste statistiche vengono aggiornate ogni semestre e quindi eccolo qua, il Sicilia più morti rispetto al 2025, il tragitto, come diceva il servizio casa-lavoro-casa, è quello dove sono aumentati maggiormente gli infortuni. È un numero che è aumentato, già lo si distingueva durante l'anno, soprattutto per i morti sul lavoro. C'è però in questo articolo una curiosità che potrebbe aiutare anche ai soccorsi in questo caso, perché 3 studenti dell'Istituto Majorana di Milazzo hanno ideato Safe Band, un braccialetto NFC, quindi la tecnologia quella a distanza ravvicinata che permette di comunicare a distanza ravvicinata ai soccorritori per accedere agli smartphone, in questo caso degli infortunati, quindi del lavoratore, per sapere gruppo sanguigno, allergie, patologie, riducendo così i tempi di soccorso nella speranza di poter salvare qualche vita in più. Questo è il report dell'INAIL.
Adesso invece parliamo dell'incontro che c'è stato ieri a Roma al Mimit a proposito del futuro della STM e diciamo, l'azienda ha ribadito importanti investimenti, nessun taglio del personale, e il ministro Urso invece ha sottolineato l'importanza del sito che nel contesto attuale, diciamo, della competitività riveste per l'appunto quello di Catania. Vediamo il servizio. Un risultato concreto per il futuro industriale di Catania. La ST Microelectronics al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presenti il sindaco di Catania, i rappresentanti della regione siciliana, i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, ha confermato gli investimenti, nessun taglio al personale e un aumento dell'occupazione nei prossimi anni. Per il governo 3.000 necessari da qui al 2037, anche se il piano presentato dall'azienda si ferma al 2027. Ed è questo un nodo che per UGL resta da chiarire. Abbiamo bisogno di una visibilità maggiore, appunto, che arrivi almeno fino al 2030-2032. Quindi si naviga a vista e così non può andare bene. Dobbiamo dare stabilità, sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori di Catania. Per il sindacato, oltre a qualche ombra, ci sono però anche le luci. Abbiamo saputo che l'azienda comunque non dismetterà il silicio, la produzione su silicio all'interno dello stabilimento, appunto, etneo. Tra l'altro la questione delle acque, che era importante, sull'approvvigionamento delle acque per poter portare avanti l'investimento del site nuovo, diciamo ormai è cosa fatta. Arrivata anche la spinta decisiva della Banca Europea per gli investimenti con i primi 500 milioni di euro destinati al polo dei semiconduttori, parte di un più ampio investimento da 1 miliardo. Il ministro Urso parla di svolta per la competitività nazionale ed europea. Il sito STM di Catania, aggiunge, è un asset strategico per l'Italia e per l'Europa. Allora, leggiamo dai giornali anche questo importante incontro di ieri a Roma. Sì, è una notizia, diciamo, che riguarda l'economia, infatti troviamo nelle pagine di economia dei quotidiani, prendiamo una su tutte, quella della Sicilia. Per ST solo conferme, ma i sindacati chiedono garanzie, insomma arrivano soldi dall'Unione Europea, dal Ministero e dalla Banca Europea, 1 miliardo addirittura dalla Banca Europea. A Catania partirà la linea pilota di 198 milioni di euro per la produzione di microchip. Due i temi fondamentali in questa questione: la questione acqua, come diceva il sindacalista nel servizio, perché la crisi idrica mette ovviamente in crisi anche la produzione. Al momento la Sidra garantisce 250 metri cubi d'acqua al secondo, ne serviranno praticamente il doppio per arrivare a piena produzione, quindi non è solo una questione che riguarda il sito. Su questo hanno ricevuto, come ha detto il sindacalista, qualche diciamo, rassicurazione in più, vedremo cosa succederà. E poi l'annuncio appunto ieri della regione con il CNR e il comune, diciamo, per il progetto che appunto si chiama linea pilota microchip, quindi che sarà sviluppato e prodotto proprio a Catania, progetto finanziato con 198 milioni dell'Unione Europea col Fondo Sviluppo e Coesione. Sarà coordinato dall'Italia, quindi un progetto europeo estremamente interessante perché appunto diciamo, vincola, almeno per i prossimi anni, la produzione a Catania. Sì, adesso parliamo di caro voli e per questo motivo, considerato l'impennata dei prezzi, la regione siciliana ha raddoppiato sul Sicilia Express i treni che per l'appunto sono messi a disposizione dalla regione per riportare a casa i siciliani. Saranno 2, sia in andata che in rientro, 1100 i posti a disposizione. 1100 posti per tornare in Sicilia con un viaggio a prezzo basso che rappresenta più un'esperienza già di vacanza. Torna il treno delle feste da e per l'isola, corse raddoppiate quest'anno per il Sicilia Express, il convoglio voluto dalla regione che consente di raggiungere l'isola durante le festività. Aumenta il numero di corse per rispondere alla crescente richiesta di viaggiatori siciliani residenti al nord. 2 le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, 2 quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio. Sui
sui 2 treni che viaggiano verso la Sicilia ci sarà posto per 1.100 passeggeri che avranno acquistato il biglietto a una tariffa compresa fra 25 e 30 euro o poco meno a partire dalle 12 di sabato 13. Il Sicilia Express prevede il trasporto da Torino alle città siciliane di destinazione. A Messina infatti il treno si divide in 2, una sezione dovrà essere diretta a Siracusa, un'altra sezione a Palermo Centrale. Il treno propone una vera e propria esperienza di viaggio. Durante il tragitto infatti i passeggeri possono godere di intrattenimento musicale dal vivo, animazione, degustazione di prodotti tipici siciliani e momenti di aggregazione. A bordo previsti fra gli altri il giovane tenore siciliano Alberto Urso, vincitore del talent show Amici, e delle lezioni masterclass legate al mondo del vino e dei dolci siciliani. Il Sicilia Express non risolve certo il problema del caro voli, con prezzi dei biglietti lievitati anche del 900% quest'anno rispetto a una normale giornata feriale, ma offre un'alternativa di viaggio, sia pure a un numero limitato di persone. Immaginiamo che i biglietti praticamente vadano a ruba, siano polverizzati. Praticamente, come andranno polverizzati, come sono stati polverizzati quelli degli ultimi 2 Sicilia Express. L'articolo lo prendiamo dalla Repubblica di Palermo, ma lo troviamo su tutti i giornali. Corse raddoppiate per le festività, questo è il titolo del pezzo che riguarda il Sicilia Express. 2 cose fondamentali, intanto le date, si potrà scegliere tra le partenze del 20 e del 27 dicembre, quindi chi vuol passare Natale o Capodanno si deve orientare in Sicilia, si deve orientare su queste date. Il rientro invece è prima e dopo l'Epifania, 5 e 10 gennaio. I biglietti saranno messi in vendita sabato, quindi domani, a partire da mezzogiorno. Attenzione, per l'acquisto dei biglietti è bene tenere d'occhio il sito fstrenituristici.it, anche se in teoria i biglietti sono acquistabili anche con app e in biglietterie self-service all'interno delle stazioni. In realtà quest'ultima opzione sarà difficile da effettuare, perché i biglietti, l'esperienza ci dice che sono andati polverizzati nel giro di pochissime ore. Per tutte le informazioni, chi c'è, chi non c'è dentro questo treno, dove si fermerà, cosa farà, quando partirà eccetera, c'è il sito siciliaexpress.eu, quindi contattatelo, collegatevi per saperne di più. Adesso invece ci occupiamo di Catania. Ieri è stato presentato il sistema sperimentale di raccolta differenziata per gli esercenti del centro storico. Caretta caretta questo sistema, scopriamolo insieme. Nasce nel cuore della città il nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata pensato per gli esercenti commerciali che operano tra Pescheria, Castello Ursino e Piazza Turiferro. Si chiama Carretta Carretta, la nuova modalità operativa già sperimentata con successo in altre grandi città, che mira a superare le criticità del servizio porta a porta rivolto alle attività non domestiche. Gli esercizi commerciali sono caratterizzati da un flusso continuo di persone e da una certa quantità di rifiuti prodotti, come l'organico e il vetro. Adesso, col nuovo servizio gestito da Gema, cambiano le modalità di smaltimento proprio per le attività commerciali, prima di tutto la ristorazione. La frazione organica potrà essere conferita tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Il vetro sarà raccolto 3 volte a settimana con 2 turni giornalieri. Plastica e carta verranno ritirate 2 volte al giorno in 2 giornate settimanali dedicate. Crediamo molto in questo servizio, che possiamo certamente, se funziona, e speriamo che funzioni, estenderlo anche in altre zone della città, perché in tanti si lamentano appunto del conferimento dei rifiuti sulla sede stradale o sui marciapiedi. Circa 300 le utenze coinvolte, per le quali sono state introdotte 2 fasce orarie giornaliere, una pomeridiana e una serale notturna. Torniamo di nuovo ai quotidiani con Luca Ciliberti. Eccolo qua, nelle pagine della Sicilia di Catania troviamo la nuova modalità, umido e vetro, i nuovi orari di raccolta, la differenziata per gli esercizi commerciali. In realtà questa è una misura prevista appunto proprio per tutte le attività di ristorazione, si chiamano Oreca, che producono e smaltiscono molto umido e vetro, quindi nuovi orari di raccolta. Mi sfugge il nome, caretta caretta, di questa nuova modalità operativa, mi riporta molto alle tartarughe, quindi alla lentezza, però questa è una scelta del Comune di Catania. Che cosa succede? Circa 300 utenze, quindi più o meno quelle del centro storico, attiveranno una nuova raccolta differenziata dalle 12 dell'umido, dalle 12 alle 17:30, quindi quella in concomitanza con la pausa pranzo, e poi dalle
dalle 19:30 a mezzanotte e garantendo così una possibilità di conferimento più che raddoppiata rispetto al sistema ordinario. Secondo il sindaco, secondo l'assessore all'ecologia, questo dovrebbe liberare le strade dai sacchetti di spazzatura insomma, e dall'immondizia che molto spesso vediamo accostata ai negozi e agli esercizi commerciali. Adesso andiamo a chiudere, diciamo, la rassegna, quella regionale. Allora, adesso cominciamo a sfogliare le prime pagine anche dei quotidiani regionali, andiamo a vedere come titolano. Allora, qui c'è la questione del caro voli, ovviamente qui siamo sulla Sicilia, la questione del caro voli che diciamo, si lega molto a quello che abbiamo detto al Sicilia Express, quindi una misura della regione insomma, pensata proprio per alleviare questo problema. Che cosa è successo? Diciamo, si è molto parlato di questo dumping commerciale, in realtà le compagnie sono state assolte dall'antitrust perché appunto la concorrenza è legale e le compagnie possono aumentare i prezzi in base alla domanda, quindi nessuna sanzione per gli aumenti. Siciliani beffati, serve la continuità territoriale e appunto il Sicilia Express poi anche nei titoli raddoppia 4 tratte andata e ritorno per 1000 passeggeri. Quindi nessuna criticità. Abbiamo visto anche la questione che riguarda la produzione di ST Microelectronics, un chip per sempre, arriva 1 miliardo dalla Banca Centrale Europea per la produzione di microchip, quindi di silicio, di fette di silicio in Sicilia, a Catania, con una linea guida da 189 milioni. Poi andiamo a vedere le notizie che troviamo in taglio alto, le questioni nazionali che riguardano gli armamenti e la tensione diciamo, su queste posizioni tra Forza Italia e Lega, lo vedremo più avanti leggendo i quotidiani nazionali. Ancora la questione che riguarda la regione e la polemica con i comuni che diciamo si sono lamentati in questi giorni di non percepire abbastanza fondi per fare fronte alle necessità. Fondi aggiuntivi arrivano per 30 milioni di euro in finanziaria con l'obiettivo di rendere strutturale la misura, quindi Schifani in qualche modo accoglie la richiesta dei sindaci. Comincia domani la festa dell'unità a Catania, la festa regionale, lunedì arriverà Eli Schlein, quindi Sponda Schlein per Barbagallo e poi insomma un programma ricco di eventi. Un caso, questo è un cold case diciamo che vede qualche novità proprio in questi giorni, la morte di Tony Drago, era un militare che morì in una caserma, condannato appunto la CEDU, l'Italia sulle indagini, insomma è una questione che riguarda un caso appunto di un militare molto per varie e difficili da sintetizzare questioni, però insomma la giustizia è andata avanti, 11 anni per avere un minimo di verità. Cambiamo quotidiano e andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. La Gazzetta del Sud apre, così come ha fatto la Sicilia, con l'antitrust e il caro voli, deve intervenire il legislatore, spetta allo Stato rimuovere gli svantaggi dovuti all'insularità, raddoppia il Sicilia Express appunto per favorire il rientro, le partenze, insomma è il ritorno. Questa posizione delle autorità scatena ovviamente le critiche dei consumatori, perché ovviamente abbiamo visto che i voli sono aumentati, le tariffe sono aumentate di circa il 900%, lo riporta qui anche questo articolo della Gazzetta del Sud, quindi insomma la spaccatura continua a resistere. Poi troviamo delle notizie che riguardano appunto Messina e la sua provincia, a Saponare a Messina, Graziella Campagna, insomma le commemorazioni per i 40 anni dell'omicidio della 17enne, ma poi c'è anche una notizia che in qualche modo ci riguarda, perché questa, la Federazione Pallavolo rinvia le gare del campionato di Serie C, perché in una di queste gare è stata coinvolta il Milazzo con l'atleta intossicata, del quale abbiamo molto parlato, quindi le atlete sono ancora sotto osservazione e la federazione appunto rinvia le gare proprio per quel precedente che c'è stato la scorsa settimana. Le ragazze accusano ancora fastidi alle vie respiratorie, mal di testa e affaticamento.
Ancora notizie regionali, Stagno dal Contres, l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico respinge tutte le accuse, indagato per concussione e corruzione, adesso dovrà rispondere ai GIP. L'accusa era quella di aver preso soldi, diciamo, dalle ditte, dai congressi, modello mazzette, ecco, per agevolare insomma, la produzione sia di congressi sia di canali agevolati per le ditte di forniture. Di spalla troviamo ovviamente tutte le notizie di carattere nazionale, eccole qua: la Russia avanza ancora, la NATO si sente a rischio, e poi le parole di Pier Silvio Berlusconi che insomma in qualche modo ha dato una smossa a Forza Italia dicendo servono facce nuove. Velocemente andiamo a vedere anche la Repubblica di Palermo, anzi prima vediamo la prima pagina. Eccola qua, la prima pagina della Repubblica di Palermo: il pizzo che non muore mai, alla noce si paga con il POS. Qui il riferimento è all'operazione antimafia che ha portato all'arresto di 50 persone. Si leggono più attentamente le carte, devo dire che evidentemente emergono delle situazioni inquietanti. Il monopolio del racket a Palermo con nuove modalità di estorsione, i PM denunciano che ci sono poche denunce e le associazioni però si prendono di coraggio dopo queste operazioni, perché dice allora si può in qualche modo resistere. Ancora l'antitrust con il caro voli, esclude i cartelli illeciti, quello che abbiamo detto fino a questo momento, e poi sulle infiltrazioni mafiose c'è questo approfondimento di Repubblica, perché le infiltrazioni mafiose sarebbero, secondo la Procura, anche sul Mondello Palace, che è il gioiello immobiliare in qualche modo della società italo-belga, quindi legata alle questioni legate appunto alle concessioni, alle infiltrazioni mafiose nelle ditte che lavorano appunto sull'arenile di Mondello da ormai attraverso la italo-belga da ormai un centinaio di anni. A Palermo smog oltre i limiti e per l'Italia scatta la sanzione dell'Unione Europea, quindi insomma troppo smog, troppe auto in questo caso. E poi ancora le parole di Berlusconi che in questo caso, come dice Repubblica, vengono riportate nella dimensione siciliana, quindi il partito è da rinnovare, Berlusconi Junior scuote i forzisti siculi, perché tra i volti nuovi certamente non c'è quello di Renato Schifani, che ha pure la sua età e la sua esperienza politica. Ci fermiamo per questa prima parte di rassegna, poi ritorneremo subito dopo a leggere i quotidiani nazionali. Grazie Luca. Adesso andiamo a vedere la situazione del traffico, come sempre. Cominciamo, stamattina vediamo il tondo Gioieni a Catania, la situazione rispetto a ieri sembra decisamente più normale, il traffico scorre con una certa regolarità. Allora andiamo a vedere invece cosa succede in via Vincenzo Giuffrida, e la testimonianza che la situazione stamattina è decisamente migliore, vedete il traffico scorrevole anche a quest'ora del mattino su via Giuffrida. Vediamo la circonvallazione alla parte bassa, invece c'è qualche criticità sia in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico, sia in direzione Ognina, evidentemente questo è l'effetto anche dei semafori. Dal traffico andiamo invece a vedere la splendida cartolina che ci restituisce un'Etna davvero maestosa, il solito, qualche nuvola stamattina c'è ma niente di particolare, la neve è praticamente scomparsa anche dalla sommità del vulcano, che possiamo ammirare anche da Taormina, dove invece la nuvolosità è decisamente più corposa, una presenza massiccia di nuvole sul golfo di Taormina, e vedete per l'appunto che, insomma, anzi non vedete l'Etna da questo punto di vista, da questa inquadratura. Ci fermiamo qui, facciamo una breve sosta, dopo leggeremo i nazionali, giornali nazionali con le notizie italiane e anche quelle internazionali. Allora, torniamo di nuovo alla lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali.
Sì, processi, negoziati di pace Russia e Ucraina, ma anche diciamo, le questioni che riguardano il nostro paese con le tensioni Forza Italia e Lega, ma oggi è la giornata dello sciopero generale, quindi insomma ci sono anche dei disagi in tutta l'isola perché l'adesione insomma, a questo sciopero ovviamente a singhiozzo da parte dei sindacati però crea diciamo, qualche difficoltà appunto soprattutto per chi viaggia per gli spostamenti. Cominciamo col Corriere della Sera. Trump mi chiede di cedere, queste sono le parole di Zelensky, l'ipotesi del ritiro dal Donbass, tocca al popolo decidere con il voto, quindi spinge per un referendum. L'Europa invece con il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dice Donald Trump non si intrometta nella nostra democrazia, il riferimento ovviamente è tutte le critiche fatte verso l'Unione, l'Europa verso il blocco degli asset russi, e il tycoon, quindi il Presidente degli Stati Uniti chiede azioni e non chiacchiere, il cancelliere tedesco invece lo invita a Berlino. Poi la foto a centropagina è relativa a un ostaggio di Hamas, attendo mio figlio, l'ultimo ostaggio, la madre di Ran Vili che appunto è ancora, diciamo, dovrebbe essere in vita appunto in mano ai terroristi di Hamas. Allora, vediamo un po' che cosa succede invece per quanto riguarda la politica. Eccolo qua, ieri contestata a Roma il ministro dell'Università Bernini dagli studenti a causa del semestre flop, del semestre di medicina, quindi insomma anche lì tensioni molto, molto alte. E poi ancora vediamo le notizie che riguardano questa notizia molto curiosa che vedremo più avanti, il caso di senza tetto, addirittura senza tetto che vanno a dormire nel cimitero. È una bella storia che il giornale, se abbiamo tempo più avanti, diciamo, vedremo anche nel suo sviluppo in pagina. Andiamo a vedere Repubblica. Oggi Repubblica, a proposito di sciopero, è in sciopero per la cessione ventilata ai greci, quindi Gedi in vendita e il governo convoca aziende e sindacati. Trump vuole la resa, invece il titolo principale con le parole di Zelensky che dice che Trump pretende il ritiro dal Donbass. Non lo esclude, però dice chiediamolo ai cittadini se diciamo, vogliono staccarsi diciamo, dall'Ucraina per diventare nuovamente russi. Occupazione infrenata, sciopero antimanovra, qui le notizie appunto che riguardano lo sciopero di oggi, garantite ovviamente le fasce per tutti diciamo, i lavoratori, per gli spostamenti eccetera, però oggi lo sciopero indetto dalla CGIL programmato per l'intera giornata, tra i motivi della protesta anche la richiesta di fermare l'innalzamento dell'età pensionabile e investire risorse del riarmo sulla sanità, sull'istruzione e sulla lotta alle precarietà. La classica copertina del Time ogni anno mette la persona dell'anno, quest'anno la persona dell'anno è dedicata ai magnati dell'intelligenza artificiale che sono messi tutti qui diciamo, in fila al posto degli operai che costruirono l'Empire State Building. Andiamo a vedere altri quotidiani, La Stampa, la mossa di Zelensky, votiamo sul Donbass, il leader ucraino in pressing e il pressing degli Stati Uniti sui territori, pronti a un referendum. Ecco qui diciamo, è ancora più chiaro quello che sta accadendo. Ovviamente poi su tutti i quotidiani ci sono i commenti, diciamo, le opinioni sul tema in maniera più ampia, anche quello che riguarda insomma, le ripercussioni in Europa. Molte notizie diciamo, su questa spalla della Stampa che riguardano il piano giovani e poi la questione che riguarda Forza Italia e poi anche questo che è molto interessante, il rapporto tra lavoro e benessere, i paradossi italiani, cioè sono diminuiti negli ultimi 10 anni sia gli omicidi, anche nel 2024 c'è stata un'invenzione, sia i furti soprattutto in casa e le rapine, però diciamo, la questione sicurezza resta come dire, sempre prioritaria perché appunto i casi avvengono soprattutto nelle grandi città. Vediamo ancora Avvenire, crimini e misfatti.
Amnesty denuncia gli omicidi, gli stupri e le torture compiuti da Hamas il 7 ottobre, emergenza maltempo per i profughi in tenda a Gaza, neonata muore assiderata. In apertura diciamo che si occupa della questione medio orientale. I consumi, il caro Natale di chi torna nelle isole, lo mette in pagina anche Avvenire. Altro consumo, aumenti fino al 700%, qui insomma le cifre ballano, però il tema è che i consumi sono aumentati, cioè i prezzi sono aumentati. Qua tornare a casa per Natale può costare buona parte della tredicesima perché è originario del sud, ma per motivi di lavoro chi vive lontano dai propri cari, che ha un figlio e studia fuori sede, non è certo una novità, ma ogni anno è la stessa questione del caro voli, quindi ci si accorge di questo problema solamente a ridosso delle feste. Questo è Avvenire. Andiamo a vedere un po' di quotidiani economici, eccolo qua, il Sole 24 Ore. Stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione e l'apertura, però è interessante anche questa notizia perché la cantieristica navale diciamo, non conosce crisi in Italia, cioè bene anche nel 2025 con i grandi yacht diciamo, che hanno il prodotto in Italia, ovviamente hanno il dominio del mercato. Andiamo a vedere un po' di altri quotidiani, partiamo dal Fatto Quotidiano che apre sulla questione armamenti, armi per Kiev, Salvini in ritirata confurbata, sia il nuovo decreto se citerà i negoziati. Qui appunto è la questione diciamo, di interna di cui si parlava prima, diciamo, la distinzione diciamo, all'interno del centrodestra tra favorevoli e contrari. Salvini in questo caso diciamo, è distante dalle posizioni di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Forse abbiamo il tempo per vedere qualche altro quotidiano, vediamo il Giornale, eccolo qua, soldi, toghe rosse e bavaglio, il sistema degli islamisti, l'inchiesta del Giornale, dietro Asgi e le sue querele, un giro da 18 milioni per l'accoglienza, il ruolo della giudice antigoverno Albano. Questa è una questione insomma un po' più lunga e difficile da dipanare, però proviamoci. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, il suo vicepresidente, attuale consigliere di spicco, Schiavone, e i giudici pro porte aperte come Silvia Albano hanno bloccato la riammissione in Slovenia dei migranti della rotta balcanica e fanno parte della falange anti-modello Albania, e quindi l'inchiesta del Giornale ha svelato il sistema accoglienza, diciamo che in qualche modo dall'altra parte politica era criticato, quindi il sistema modello Albania non funziona perché viene bloccato appunto appositamente diciamo, dalla magistratura. Questa è l'accusa diciamo, che fa il Giornale attraverso una propria inchiesta. E chiudiamo con il Manifesto, sciopero ovviamente contro la manovra blindata trova spazio in prima pagina, la CGIL si mobilita senza gli altri sindacati, lo avevamo anticipato, e poi exit poll, questo titolo con la foto di Zelensky fa riferimento al referendum che chiederebbe il presidente ucraino al proprio popolo per abbandonare il Donbass. Finiamo qua, tagliamo la nostra rassegna stampa perché siamo forse qualche minuto in ritardo. Bene, grazie allora a Luca, torneremo con lui nel corso della nostra mattinata. Intanto però ci dobbiamo fermare, una breve sosta e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Allora, eccoci insieme a Buongiorno Sicilia, come dicevo, il primo ospite della mattinata. Ringrazio per essere con noi Salvatore Vittorio, buongiorno, il presidente di AMTS, che è la società che si occupa della mobilità a Catania, sia con gli autobus chiaramente, ma anche si occupa anche diciamo, dei parcheggi, che insomma, sostare in qualche modo. E di tantissime altre cose. E di tantissime altre cose. Però stamattina vogliamo puntare e accendere i fari su quelle che sono le iniziative del mese delle feste, già scattate iniziative, partite il 7, il giorno prima dell'Immacolata, sì, andranno avanti sino al giorno dell'Epifania, un mese ricco davvero di occasioni. Io li vorrei definire occasioni perché, a parte insomma, questi abbonamenti che avete pensato, magari ci spiegate e ci spiegherei come, ci sono i parcheggi, c'è il car sharing, ci sono le linee dell'autobus che si possono, diciamo, che sono state incluse in questi abbonamenti che costano poi non tantissimo, anzi.
No, sono 10 euro per tutto il giorno, per tutto il periodo ovviamente, che possono essere applicati dal 6 di dicembre diciamo, al 7 gennaio, sono utilizzabili e noi chiediamo tantissimi cittadini, specialmente in questo periodo festivo, di utilizzare i mezzi pubblici. Perché, quindi diciamo scarichiamo la città dai mezzi privati, sì, dalle auto sì, private. indubbiamente, ormai cerchiamo anche un potenziamento delle linee e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità, diamo ai cittadini di poter veramente lasciare le auto e poter utilizzare i mezzi pubblici. E questo già è un gran vantaggio, e questo l'abbiamo fatto anche cercando di potenziare e abbattere il costo del biglietto, anche del parcheggio FAMA, che è un altro punto di grande ci arriviamo rilievo. adesso piano piano, cerchiamo Sì, di sì, sviluppare sì. diciamo tutto. Ci sono 2 linee di abbonamento, è possibile? Ci sono 2 diversi tipi di abbonamento? Sì, ci sono 2 diversi tipi di abbonamento, abbiamo l'abbonamento quello che riguarda solo i mezzi dei bus e quello che invece è anche connesso con FCE, quindi di conseguenza vi è la possibilità anche di utilizzare immediatamente anche le FCE e la metropolitana. E quindi insomma la mobilità in questo caso ne dovrebbe giovare grandissimo, diciamo, beneficio, perché noi tutti ci auguriamo questo, nel senso che la città ha la possibilità di poter finalmente utilizzare il mezzo pubblico e quindi drenare automobili al centro specialmente. Adesso parliamo anche dei parcheggi. Lei stava facendo già un primo riferimento ai uno dei parcheggi che sicuramente è stato anche su volontà dell'amministrazione, ha abbassato il costo del biglietto, è quello di FAMA, un parcheggio che dista soltanto 500 metri dalla metropolitana, sarà anche stazione di bike sharing e car sharing, che poi ne parleremo tra un attimo, e quindi di conseguenza dà la possibilità a tutti i cittadini di poter lasciare l'automobile lì a un prezzo di 3 euro tutto il giorno, tra mattina e pomeriggio. 3 euro, ripeto, non è sicuramente un costo così elevato da non permettere di poter parcheggiare là tranquillamente. Vabbè, già questo comunque servirebbe parecchio, nel senso che se uno ha la possibilità di lasciare l'automobile in un posto e poi muoversi liberamente con un biglietto che ha un prezzo, diciamo, abbastanza accessibile, e allora magari si possono fare regali di Natale con grande tranquillità, con grande serenità. Questo sicuramente. Oppure se sono delle faccende da sbrigare si possono fare con grande, diciamo, calma, senza avere la preoccupazione di andare a cambiare il biglietto, andare a fare questo, non ci arrivo, non trovo posto al centro, perché sappiamo che le città in questo periodo, non solo la città di Catania ma un po' tutte le città, diventano veramente invivibili. Palermo ne sa qualcosa, soprattutto a partire da ieri, perché c'è questa indicazione che arriva dall'Europa, insomma c'è troppo smog, e allora è partita una procedura di infrazione nei confronti della città di Palermo. Torniamo adesso invece allo sharing, al car sharing e bike sharing, perché non è soltanto automobile, non è soltanto, diciamo, bici. Io le volevo chiedere, prima di iniziare, ma avete pensato anche alla possibilità di fare questo tipo di servizio anche con degli scooter? Questo ancora non ci siamo arrivati. No, però, insomma, allora io Bruto devo dire che siamo veramente orgogliosi, nel senso che abbiamo perso un po' di tempo rispetto alle date prefissate, però è un servizio che noi abbiamo internalizzato, nel senso che prima veniva svolto dalla città di Palermo, come tramite Amat, che era la centrale operativa che svolgeva questo servizio. In realtà ora l'abbiamo tutto dentro, e quindi questo ci permetterà la possibilità di poter anche regolamentare, di implementarlo, di renderlo più idoneo alle nostre esigenze, e quindi uno dei passaggi potrebbe essere anche l'uso degli scooter. In questo momento abbiamo le 64 automobili collocate, abbiamo trovato nuove anche sedi, stazioni dove andarle a collocare, e anche le bike sharing che sono anche con pedalata assistita, quindi anche questo può giovare tantissimo anche per gli spostamenti, e hanno obiettivamente anche dei prezzi che sono anche
molto abbordabili, perché ripeto per quanto riguarda le auto sono 2,50 € l'ora, sono poi 1,40 € dopo le 22, e anche le bike sharing, anche quelle sono a prezzi di 10 centesimi al minuto, quindi in 30 minuti sarebbe 3 € più o meno il costo. Anche questo sempre per cercare di avere un servizio. Molte città l'hanno abbandonato, devo dire francamente, perché i costi rispetto agli atti vandalici sono stati veramente eccessivi, tipo Palermo, ripeto, è una città che ha rinunciato. Ma anche Catania più volte ha tentato questo tentato. esperimento. Ora cercheremo di portarlo avanti. Abbiamo cambiato un po' le zone per quanto riguarda le griglie dove collocarli, e speriamo che ci sia una buona riuscita del servizio. E allora sicuramente speriamo che possa essere apprezzato da chi vive la città, non solo dai catanesi ma anche dai turisti, perché Catania è una città che è affollatissima di turisti. Partirà lunedì prossimo un nuovo servizio, sempre nell'ottica di essere molto più smart, di essere efficienti, di essere veloci e di offrire dei servizi che possano soddisfare i clienti. Sì. C'è questa nuova iniziativa che si chiama Tap and Viaggia. Sì, è stata denominata Tap Viaggia da noi, è un sistema di pagamento innovativo collocato su tutti gli autobus, quindi tutti gli autobus sono dotati di questa macchina che dà la possibilità, che poi il validatore non è altro che quello di permettere di poter pagare il biglietto o con lo smartphone o anche con la carta di credito, quindi soltanto appoggiando, come noi facciamo abitualmente anche quando facciamo la spesa, ha la possibilità di poter acquistare il biglietto sulla vettura. Questo specialmente per quanto riguarda, ricollegandomi ai turisti, è sicuramente una novità importante, perché molte volte le difficoltà anche delle lingue ci impone la difficoltà di acquistare il biglietto del bus, mentre in questo modo tranquillamente possono acquistarlo già in vettura pagando con questi sistemi innovativi che stiamo cercando di sviluppare, devo dire anche in altri settori, relativamente anche alla connessione con FCE, e quindi ci permetterà di avere, fermo restando, ci tengo però per le persone che sono un po' più avanti in età, che il classico biglietto può essere cartaceo, può essere sempre acquistato tranquillamente nei nostri punti vendita, nonché anche nei nostri chioschetti che sono ad esempio alla stazione, si possono comprare tranquillamente. Insomma, chi è meno tecnologico sì, veniamo incontro sempre in ogni caso alle esigenze di tutti. Prima di salutarci le volevo chiedere qualcosina anche sulla riorganizzazione del capolinea Borsellino. Sì, e ieri su indicazione dell'amministrazione, del sindaco principalmente, si è voluto fare questo cambiamento. È un cambiamento molto importante, per noi è stato anche abbastanza complicato, devo dire, perché abbiamo trasferito 22 linee da Borsellino come capolinea e le abbiamo trasferite tutte alla stazione, fermo restando che le fermate su Borsellino rimarranno intatte. Ecco, questo anche per gli utenti è importante specificarlo, rimarranno intatte, non ci sarà più il capolinea ma la fermata ci sarà, anche per rassicurare, ripeto, gli utenti. E il passaggio è importante perché abbiamo circa 210 stalli adesso, quindi abbiamo sommato ai 100 che già c'erano altri 110-120 stalli, quindi avremo 220 stalli che vengono gestiti però con un parcometro o con l'app, il pagamento, quindi di conseguenza anche qua con un potenziamento ora che faremo anche della pubblica illuminazione per dare maggiore sicurezza anche ai nostri utenti, nel senso che possono parcheggiare e poi pagare con l'app senza fermarsi alle colonnine. Mentre alla stazione, alla piazza Giovanni XXIII, invece abbiamo organizzato tutto il capolinea lì e quindi anche una maggiore concentrazione e un controllo con addetti all'esercizio che saranno lì ogni giorno a curare lo smaltimento del traffico, perché il traffico sarà sicuramente abbastanza accentuato, però anche questa è stata fatta. Allora, mi pare che state facendo un grande sforzo per rendere fruibile la città con i servizi pubblici. Speriamo che ci sia questo feedback da parte di chi ci sta ascoltando, di chi ci segue e in qualche modo liberiamo la città dallo smog, liberiamo la città dalle auto private.
facciamo in modo che in qualche maniera si possa respirare meglio, ma soprattutto fare le cose con più calma grazie ai servizi, al potenziamento dei servizi pubblici messi a disposizione da AMTS, che poi è la società chiaramente che gestisce la mobilità cittadina su Catania. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Presidente di AMTS Salvatore Vittorio, una sfida importante quella per i prossimi anni. Ci può anticipare qualcosa? Ma sicuramente il potenziamento delle linee, cioè nel senso ora abbiamo concluso il concorso per gli operatori di esercizio, che è una categoria che in tutta l'Italia abbiamo potuto riscontrare che c'è un calo di appeal per questi posti messi in concorso. Assumeremo nuovi operatori di esercizio che si aggiungeranno a quelli giovani che già abbiamo assunto, e questo ci creerà la possibilità di avere, i mezzi sono nuovissimi, avremo nuovi operatori e quindi avremo la possibilità, e la nostra missione è quella, prima di tutto di arrivare più vicino alle periferie della città e quindi favorire una maggiore fruibilità del bus, e poi quello di potenziare in modo tale che il cittadino dice io non ho più problemi di ritardo, in realtà il bus arriva puntuale, funziona, e quindi ho la possibilità di prendere, quindi incentivare a prendere il bus e evitare di prendere l'automobile. Molto bene, grazie a Salvatore Vittorio, ricordiamo presidente di AMTS Catania. Ci fermiamo, fra pochissimo altro argomento a Buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, dunque prevarrà il sole, ma non ovunque. Infatti in alcune zone del nostro territorio avremo nubi basse e nebbie fitte, ma non in Sicilia. Infatti qui sarà una giornata ampiamente assolata con cielo sereno e limpido. Solo a tratti verso sera avremo il passaggio di qualche nuvola lungo il versante ionico, ma senza effetti. I valori massimi saranno più elevati lungo le zone costiere, dove si toccheranno localmente anche i 17-18 gradi. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio anche per quanto riguarda la giornata di sabato. Come possiamo notare, l'anticiclone sarà ancora dominante, dunque contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole e temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, con me in studio stavolta c'è Nino Potenza. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, che è grazie per l'invito. Sì, generale della Fenial Will Sicilia. Stamattina parliamo di sicurezza, parliamo di lavoro, prospettive di lavoro e parliamo anche di sanatoria. Per quello che abbiamo capito, una sanatoria per quanto avvenuto prima del 1968. Io comincerei con la sicurezza, perché è un tema sempre di grande attualità. Sono di ieri, diciamo, gli ultimi dati dell'INAIL che riguardano proprio anche la nostra regione, la Sicilia, sugli infortuni sul lavoro. Sono dei dati che rassicurano poco, perché purtroppo c'è una crescita delle morti sul lavoro, c'è una crescita del numero degli infortuni. Fra poco vedremo anche una tabella che è relativa, una grafica relativa, vedete, i settori dove avvengono, diciamo, con maggiore frequenza questi infortuni. L'agricoltura è diciamo, tra le prime posizioni, ma c'è da dire anche che c'è l'industria e i servizi dove c'è di tutto davvero. È un numero impressionante, si registra più 3,7%, quindi davvero che cosa succede? Ma i dati forniti dall'INAIL sono i dati relativi ai primi 10 mesi, quindi fino a ottobre, sì. Quindi dico, speriamo che si fermino lì, non ci siano aumenti, però purtroppo noi è da tempo che noi come categoria degli edili e la Confederazione, con in testa il nostro segretario nazionale per Paolo Bombardieri, diciamo che bisogna avere una maggiore attenzione all'argomento sicurezza. Benvengano i vari decreti legislativi che rafforzano le norme, però io invito sempre ad una riflessione un po' tutti quanti. Nell'arco degli ultimi 30 anni sono intervenute tantissime normative a rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, però 30 anni fa la media era 3 morti al giorno sui luoghi di lavoro, oggi è sempre 3 morti al giorno sui luoghi di lavoro, quindi c'è qualcosa che non funziona. Ma cos'è questa, la formazione?
incide la formazione? Credo che sia un po' più ad ampio raggio il ragionamento. C'è una questione di formazione, una questione di cultura e una questione di applicazione delle norme, perché noi negli ultimi periodi abbiamo vissuto incidenti che si ripetono ciclicamente. Faccio alcuni esempi. Ciò che è accaduto a Firenze, Esselunga, possiamo accostarlo a ciò che è accaduto nei primi anni del 2000 all'ex Mulino Santa Lucia. Stesse dinamiche, diversi morti, lì ci sono stati due morti e un infortunio grave. Ciò che è accaduto a Casteldaccia qualche anno fa l'abbiamo vissuto a Mineo, sempre nel fine del 2008-2009, non ricordo preciso la data. Stessa dinamica, e spesso ci sono stati morti perché il compagno di lavoro scarsamente formato cercava di salvare il collega e quindi in una forma di altruismo è anche lui, come dire, incappato in un incidente mortale. Quindi secondo me gli argomenti sono tanti. Vera formazione, oggi ci sono troppi enti di formazione che erogano attestati e non formazione, e qui noi abbiamo sempre chiesto al governo regionale e al governo nazionale di intervenire in merito. Scarsi controlli dovuti alla carenza del personale negli ispettorati territoriali, ma questo è un qualcosa che deve farsi intestare questo aumento del personale negli ispettorati, e la Regione, sta tutto in capo alla Regione. Noi da tempo diciamo che ci devono essere più controlli e pene certe. Il nostro segretario nazionale Bombardieri da sempre sostiene che bisogna istituire il reato di omicidio sul lavoro, perché non si può parlare di incidente quando io, datore di lavoro, metto nelle condizioni un operaio edile a salire su un ponteggio, che quel ponteggio non è a norma, e quindi lì non si può parlare di incidente sul lavoro. Io vorrei fare vedere una grafica, che è quella relativa al numero di incidenti che sono stati denunciati nelle città di Catania, di Palermo e di Messina. Catania è capofila in questa classifica, ahimè. 6.485 sono il 29% del totale regionale, segue Palermo con il 24% e poi Messina. Quindi diciamo che solo le tre città diciamo metropolitane, per dire così, mettono insieme direi quasi il 60% degli infortuni sul lavoro, oltre il 60%. Quindi diciamo che nelle grandi aree poi anche perché numericamente chiaramente sono città molto più grandi, avvengono questi incidenti. È legato al discorso degli incidenti sul lavoro. L'età pensionabile è una componente? Incide tantissimo. Qui apriamo un altro tema. Non tutti i lavori sono uguali, non tutti i lavoratori possono andare in pensione al 67 anni. Io sfido un operaio edile ultra sessantenne a lavorare sui ponteggi o in condizioni climatiche esasperanti. Faccio un esempio: troppo caldo, troppo freddo. Oltretutto già nel nostro settore un operaio edile dopo i 50 anni è considerato vecchio, quindi però non riusciamo ad accompagnarlo in pensione, e quindi questo è un altro tema posto sempre dalla nostra Confederazione, che dobbiamo riuscire ad avere un sistema pensionistico che si differenzia da settore a settore, ma per fare ciò bisogna intervenire su un altro tema importante, che è quello della separazione dei costi per la previdenza e l'assistenza, che oggi vengono pagati tutti con i contributi che ognuno di noi versa quotidianamente. Lì ci deve essere un vero intervento a quello che è l'evasione fiscale, che servirebbe a pagare l'assistenza e quindi ad avere più risorse per far sì che i lavoratori possano essere accompagnati in pensione in un'età decente e quindi non posti a rischio. Senta, io adesso il tema degli infortuni, insomma la sicurezza sul lavoro è piuttosto ampio, però abbiamo altro diciamo da affrontare. Quello dell'occupazione ad esempio, perché? Perché in questi anni in qualche modo c'è stato il supporto del super bonus, tanto criticato, ma comunque ha portato anche occupazione, ma poi sono arrivate anche le risorse del PNRR. Che cosa succede quando questi effetti benefici svaniranno? Succede questo, è un tema che noi cerchiamo di affrontare in tutti i tavoli, in particolar modo con il governo nazionale e quello regionale.
Il settore esce da una crisi che è durata oltre 10 anni. L'avvento del super bonus, del 110, dei vari bonus messi in campo è servito a dare un input al settore e quindi a mettere risorse, anche se tra chi ha fatto speculazione è servito. L'intervento del PNRR ha portato nuove risorse e quindi sta dando anche alla nostra regione importanti infrastrutture. Però noi già iniziamo a vedere che il settore privato inizia a calare e la cosa ci preoccupa e non vediamo una progettazione da parte degli enti locali su quello che è i reali interventi a manutenzione di quelle che sono strade, autostrade e varie infrastrutture che noi già abbiamo. Io dico sempre che siamo stati bravi, il governo è stato bravo, il governo Crocetta è stato bravo ad abolire le province, però non hanno tenuto in considerazione chi ha dare le competenze per poter manutentare tutte quelle strade provinciali e quegli edifici provinciali che oggi sono di fatto fatiscenti, e questo potrebbe dare, come dire, in una progettazione complessiva nuove risorse ad un settore che sicuramente per la Sicilia è un settore trainante. Allora, cercheremo di capire nei prossimi mesi se effettivamente verranno diciamo, ideati, pensati e poi applicati degli interventi strutturali che possano in qualche modo coprire queste gravi lacune che esistono. Il condono, abbiamo il tempo, abbiamo un paio di minuti per parlare di questo condono che viene, diciamo, in qualche modo annunciato dal governo nazionale per quanto riguarda gli abusi storici. Stiamo parlando di abusi avvenuti oltre 50 anni fa, cioè prima, quasi 60 in realtà, prima del 1968. Però questa, diciamo, idea del governo viene vista in maniera, diciamo, polemica da una parte, salutata con favore da un'altra parte. Insomma, capire che cosa portano poi questi condoni, o questo condono se potrà in qualche modo sanare veramente quello che è successo molto tempo fa. Diciamo che per dare un giudizio di merito dovremmo aspettare i decreti attuativi, però nella lettura veloce che si è data al decreto legge ci sono molte luci e ombre. Da un lato è vero che semplificare tutte le fasi di accesso ai vari condoni è una cosa positiva, perché spesso ci lamentiamo della burocrazia, che è quella che non fa andare avanti nessuno. Però dall'altro lato salta all'occhio un particolare articolo all'interno di questo decreto legge che è il silenzio assenso, e qui ci domandiamo cosa si intende per silenzio assenso. Che sicuramente arriveranno una mole di richieste di sanatorie all'interno dei vari uffici tecnici degli enti locali, che la carenza anche degli impiegati faranno fatica a smaltire, e col silenzio assenso saniamo anche quegli edifici che strutturalmente non sono idonei ad essere sanati, o saniamo anche quegli edifici che ricadono in aree protette. Faccio un esempio, l'oasi del Simeto. Cosa succederà? Su questo ancora non c'è chiarezza, e quindi ci preoccupiamo che questa, come dire, sanatoria col silenzio assenso possa andare a sanare abusi e speculazione edilizia che abbiamo sempre condannato. Allora, anche qui dovremo aggiornarci sicuramente, perché non abbiamo in questo momento gli elementi per poter dare un giudizio. Intanto grazie per essere stato con noi questa mattina Nino Potenza, che è il segretario generale della Fine Will Sicilia. Buon lavoro, noi adesso ci dobbiamo fermare ancora qualche momento e poi saremo di nuovo insieme a voi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso apriamo un collegamento in esterna con il collega Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di fatti internazionali. Grazie e buongiorno per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora il tema in questo momento è quotidiano, è quello della pace, una pace che si è persa
ma legato alla pace c'è anche quello del nuovo ordine mondiale, internazionale. Si discute in queste ore di un possibile referendum in Donbass per capire se diciamo, il popolo vuole restare con l'Ucraina oppure tornare a far parte della Federazione Russa. Questi conflitti in qualche modo hanno minato tantissime sicurezze che avevamo un po' tutti noi, soprattutto in Occidente, dopo diciamo, la fine della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Sì, non c'è dubbio. La data, diciamo, che cambia il corso della storia in Europa è sicuramente il febbraio 2022, quando Putin decide di invadere l'Ucraina in una guerra di aggressione che viola l'indipendenza di uno Stato sovrano. Perché Putin lo fa? Lo fa fondamentalmente per due ragioni, perché ha bisogno di una espansione esterna per allentare le tensioni interne al suo paese, ma lo fa anche perché segue una visione, quella di riunire il mondo russo. Ovunque ci sono dei russi, loro considerano che quella è Russia. E poi perché in fondo la Russia di Putin non ha mai considerato l'Ucraina un vero Stato. E allora... Per cui... Prego. Sì, no, a questo punto veniamo ai giorni nostri, no? Nel senso che da una parte c'è la Russia. Ai giorni nostri quello che è cambiato è stato un anno fa l'arrivo dell'amministrazione Trump. E a differenza del primo mandato è arrivato alla Casa Bianca con idee molto precise, con una visione del mondo completamente diversa, in cui il mondo è fatto di sfere di influenza e lui per l'America si riserva l'emisfero occidentale, diciamo una nuova versione della dottrina Monroe, quindi tutto quello che riguarda l'America settentrionale, centrale e l'America del Sud. L'Asia, lui vede una sfera di influenza a dominazione cinese, e in Europa, e questa è la cosa grave, lui non vede più degli alleati. Per dire, lo stesso documento che è stato pubblicato da poco, quello sulla National Security Strategy, certifica una cosa molto precisa, e cioè dire che questi Stati Uniti, questa amministrazione, ha ormai bruciato i ponti del rapporto transatlantico. Cioè, nella loro visione non ci legano più valori, non ci lega più l'attaccamento alla democrazia, ci legherebbero soltanto interessi. E questo ovviamente cambia tutto. Dico, interessi soltanto economici e stop. Allora, in questo quadro, l'Europa si trova praticamente schiacciata da... da una parte c'è la Russia e la Cina, dall'altra parte c'è gli Stati Uniti. L'Europa è schiacciata. L'Europa si deve rendere conto che, quello che noi abbiamo vissuto per 70 anni, e in particolare nei 30 anni che sono seguiti, nei 35 anni che sono seguiti alla caduta del muro di Berlino, è stato un periodo felice nel quale, all'ombra della protezione militare americana e grazie al gas russo a basso costo e grazie al mercato cinese facilmente accessibile, abbiamo avuto un periodo irripetibile di crescita economica. Tutto questo oggi è finito e soprattutto c'è un vantaggio nel fatto che Trump sia arrivato al governo, nel senso che Trump mette l'Europa di fronte alle sue responsabilità, dice che non vuole più pagare per la nostra protezione militare e dice chiaramente di voler un'Europa sottomessa sostanzialmente. E allora qui è il punto fondamentale: l'Europa deve oggi diventare potenza, perché se non lo fa rischia di rimanere marginale e insignificante nei nuovi equilibri del mondo. Lo possiamo fare? Sì, perché abbiamo un mercato da 450 milioni di consumatori, abbiamo 27 bilanci della difesa che oggi sono separati, ma che se fossero spesi insieme avremmo una spesa militare a costo, senza aumentarla, superiore a quella della Cina. Abbiamo una politica estera inesistente, perché esiste quello che si chiama l'unanimità in politica estera, che fa sì che un solo singolo paese può bloccare qualunque decisione. Ecco, l'Europa queste cose deve cambiarle, perché l'alternativa, ripeto, è quella di diventare totalmente marginali.
E allora in questo quadro l'Italia, la nostra Italia, che fa parte certamente dell'Europa, ma che secondo qualcuno Trump vorrebbe fuori dall'Europa, come si colloca in questo quadro? Ma l'Italia, diciamo, ha un doppio passo, se vogliamo, cioè a dire il governo Meloni, la premier Meloni ha avuto l'intelligenza di capire che senza rapporto con l'Europa non c'è partita, e quindi ha abbandonato posizioni sue storiche per far sì che questo governo si sia comportato in Europa rispettando le regole del bilancio, le regole del mercato unico e tutto questo qua. Il problema, a mio avviso, è che sulla guerra in Ucraina il governo italiano mantiene una certa ambiguità, anche rispetto alle sue tre anime, perché noi non dimentichiamo che noi abbiamo un'anima filoamericana, quella di Fratelli d'Italia, un'anima filoeuropea, quello di Forza Italia, e un'anima filorussa, quello della Lega. Quindi il governo diciamo, sconta queste contraddizioni e finora non ha espresso una posizione molto chiara sull'Ucraina. E allora direi che per adesso ci fermiamo qui per questa mattina per noi, però ricordo che oggi pomeriggio alle 18:30 ad Acireale, all'Accademia degli Zelanti, si continuerà a parlare di questo tema, cioè è finita la pace, i conflitti, il nuovo ordine internazionale. Vedete anche la locandina di questa serata, che offrirà spunti molto, diciamo, ancora più approfonditi rispetto a quelli che abbiamo potuto fare nel nostro spazio questa mattina. Fra le altre cose ci saranno diversi interventi diciamo di personalità. Abbiamo sentito intanto il collega Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera, ma ci saranno anche altri ospiti importanti. Le chiusure saranno affidate al vescovo della diocesi di Acireale, Antonino Raspanti, ma ci saranno anche politici locali come D'Agostino, Nicola D'Agostino, che è parlamentare diciamo, alla regione siciliana. Quindi appuntamento a stasera, grazie per essere stato questa mattina con noi a Buongiorno Sicilia, buon lavoro. Grazie, Grazie, buona giornata. Una buona giornata. Adesso io mi fermo, ma per pochissimi istanti, il tempo di lanciare la sigla della nostra rubrica, quella dell'oroscopo, perché arriva, lo vedo già, Marco Amato. Come sempre Buongiorno Sicilia è variegato, passiamo dai grandi temi internazionali al tema anche della sicurezza sul lavoro, alle iniziative per il Natale di AMTS. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le stelle questa mattina per il fine settimana. Buongiorno Marco! Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Oggi, come ogni venerdì, vi racconto un po' il fine settimana dello zodiaco, un po' come sarà secondo le stelle. Luna in Leone, per cui passa da Leone a Vergine, per cui sarà un weekend molto intenso, ma che conclude con una domenica placida, sicura e serena. Quindi per i segni di fuoco in particolare, inizio in questo senso dall'Ariete, la Luna prevede un weekend intenso, acceso e passionale, molto piacevole per questo segno zodiacale, che vede comunque conquistare delle posizioni in amore veramente molto forti e intense. Toro, per voi invece un weekend con una Luna di quadratura un po' difficile, ma che vi compensa molto la domenica, per cui avrete modo di saggiare tutta una serie di percorsi affettivi molto ben condotti verso una sicurezza affettiva che sembra essere per adesso la dominante per i Toro. Gemelli, per un weekend molto comunicativo, con una luna che poi va in quadratura la domenica e che potrebbe farvi sentire nostalgia di qualcosa, ma sicuramente il lavoro di relazione è fondamentale in questo fine settimana. Cancro, la vostra giornata, il vostro weekend oggi risulta di visione, molto chiaro, molto piacevole, mentre invece sabato e domenica si trasforma in un vero e proprio tripudio comunicativo. Avrete voglia di esternare sentimenti, di parlare e di dialogare. Leone, per voi la luna è parte proprio questo weekend dei vostri gradi zodiacali, per cui una luna affettiva, una luna di visione che vi chiede di approvare un punto di vista.
che non è vostro. Vergine, la vostra fine settimana potrebbe essere un pochino intuitivo, molto pensieroso, e che a volte raccoglie delle intuizioni altre, diverse. Dovrete cercare di arrivare a domenica con una consapevolezza affettiva in più. Bilancia per voi è un pochino più complicato perché dovrete contare sugli amici, ma anche su persone con cui il confronto è fondamentale. Scorpione, è un weekend che inizia con una luna in quadratura che però diventa amica domenica, per cui dovrete cercare di sospendere il fiato fino proprio alla domenica, quando potrete di nuovo esternare meglio i vostri sentimenti. Sagittario, parte bene sabato, domenica invece vi chiede di guardarvi un po' dentro e chiedervi un perché. Capricorno, per voi la luna è decisamente molto distante sabato, domenica invece di trigono, per cui lo passerete con amore in famiglia, ma soprattutto con una relativa certezza in più in amore. Acquario, fastidiosissima sabato questa luna in opposizione, mentre invece domenica si spegne e si placa tutto. Dovrete fare passare un po' una questione antipatica. Pesci, per voi la luna è proprio ingenerosa questo fine settimana perché risulta un po' distante e a volte stanca. Dovete cercare un pochino di riposare di più e di essere comunque più fedeli a voi stessi senza disperdere l'energia. E detto questo, auguro a tutti uno splendido fine settimana. Grazie. Ciao Angelo e buongiorno Cecilia, ci rivediamo lunedì. Grazie Marco, appuntamento a lunedì con te. E allora adesso noi invece vediamo quali sono gli appuntamenti di questo weekend nella nostra regione con il weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. La festa di Santa Lucia, il 12 e il 13 dicembre, è l'evento più sentito in diverse città siciliane come Val Guarnera Caropepe o Modica, ma è Siracusa, dove il 13 dicembre è il giorno culmine in cui si tiene la suggestiva processione del simulacro. Per l'occasione è tradizione mangiare la cuccia, un dolce tipico a base di grano. Se ami le tradizioni locali e i prodotti tipici, non perdere la Fiera del Borgo a Militello in Val di Catania. Il 12 dicembre è un'ottima occasione per immergersi nell'atmosfera di questo splendido comune, patrimonio UNESCO, e scoprire artigianato e gastronomia locale. Se preferite un'esperienza culturale al Teatro Jolly di Palermo, va in scena per tutto il weekend la commedia Figlio Unico, un'occasione per una serata all'insegna del buon teatro e dell'intrattenimento. Domenica 14 dicembre a Casteldaccia non perdetevi la Sagra del Bucellato, il celebre dolce siciliano ripieno di fichi secchi, mandorle e noci. Un evento imperdibile per gli amanti della pasticceria tradizionale. Per gli appassionati d'arte, il 14 dicembre è l'ultimo giorno per visitare la mostra Caravaggio tra l'oscurità e la luce. Immersiva e suggestiva dedica a Caravaggio presso il Teatro Popolare Samonà di Sciacca. Questo fine settimana al Teatro ABC di Catania, Massimo Ghini rifà Sordi con Il Vedovo, tratto dal capolavoro di Dino Risi. Torna a risuonare sulle tavole di scena per evocare lo spirito sordiano attraverso il personaggio con alcune citazioni puntuali della voce e del modo di fare dell'attore. Venerdì 12 dicembre alle 21 va in scena Tanti auguri Frank, un omaggio alla parabola umana e artistica di un vero talento che tra musica, cinema e teatro che è diventato una vera leggenda. Sul palco ad omaggiare il mitico Frank Sinatra, la Chiquimon Swing Band. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo buon weekend e buone feste. E adesso, prima di chiudere, torniamo da Luca Ciliberti ai quotidiani.
Allora andiamo a vedere qualche curiosità, insomma, presa dai quotidiani. La prima, e questa se ne è parlata tanto nei giorni scorsi, la famiglia nel bosco, diciamo, com'è finita questa storia? Perché poi si aprono capitoli che non si chiudono, invece questa, la famiglia del bosco, sembra, insomma, dopo l'interesse di tutta l'Italia, il caso va avanti, quindi sì ai vaccini per i bambini, questi non erano manco vaccinati, questi bambini, quindi manco l'obbligo vaccinale, la scuola dell'obbligo sì, ma a domicilio, quindi insomma si sblocca un pochettino questa questione. Una notizia abbastanza curiosa: gli animali più infedeli. Oh, vediamo chi sono. Non ridere tu. Gli animali più infedeli. La pecora è quella che tradisce tutti. Il topo invece è quello più virtuoso. Hai visto quante se ne sanno? E qui c'è, insomma, sulla Repubblica i risultati di una ricerca inglese che dice appunto che il roditore della California è l'animale monogamo per natura, quindi insomma al 100%. L'uomo invece, che è un animale pure lui, al 7° posto in classifica, quindi meglio della pecora, diciamo, in qualche modo. Almeno quello. Oggi insomma è anche un po' vigilia di campionato, quindi insomma, visto che vediamoci un po' anche di notizie. In realtà il Palermo gioca già stasera. Che riguardano appunto, che riguarda lo sport, quindi il rosanero, infatti apriamo con questo, cercano il tris contro la Sampdoria, una sfida dal sapore di Serie A, almeno in altri tempi. Inzaghi non cambia la formazione, quindi insomma per il rilancio in classifica, sempre dalla stessa pagina. Il Catania invece sarà in trasferta domenica a Potenza, l'obiettivo è mantenere la testa del campionato, mentre Trapani e Siracusa giocheranno in casa, giocheranno domani il Trapani e il Siracusa. Quindi questo insomma è il quadro, diciamo, delle siciliane, del calcio siciliano, che comincerà appunto stasera con il Palermo contro la Sampdoria. Grazie Luca, ci fermiamo qui per questa settimana con Buongiorno Sicilia. A tutti l'augurio di una buona giornata, felice fine settimana, ci ritroviamo lunedì.